festa. Apro la mia finestra e sento la gente passare. Cose buone da mangiare. Mi tuffo dentro ai vestiti, goloso di sapori squisiti. Siamo della stessa razza, togliamoci la corazza. La domenica in pazza, allora dai tutti in piazza. Eccoci qua, appuntamento tutti in piazza, finalmente si ritorna in maniera itinerante a girovagare per la nostra bella Italia, a portarvi le immagini importanti, belle, soprattutto diciamo così storiche della nostra tradizione enogastronomica, popolare, degli eventi e quant'altro. Oggi ci troviamo in Toscana, esattamente a Sesto Fiorentino, in occasione della quarta edizione dell'appuntamento con i fiori, mostra e piante in fiore, appuntamento che vede veramente tantissimi commercianti di fiori e non solo prodigarsi all'interno di queste piazze all'interno della città, e tra le altre cose anche un'indicazione importante per cercare di capire quale tipo di fiore funziona maggiormente. Poi compri un fiore, lo porti a casa, siamo sicuri che quel fiore che tu puoi portare a casa sia realmente il fiore che piace alla tua fidanzata o a tua moglie? No? Guarda il servizio. Siamo insieme ad Angela della Proloco di Sesto. Ciao Angela. Ciao. Allora, innanzitutto complimenti per questa riuscitissima edizione, deve essere la quarta edizione per ciò che concerne le fiori e piante. Sì, sembra che ci sia tanta gente e niente, speriamo che vada bene anche domani. Sì. Il tempo deve tenere, deve tenere. Sì, poi tra le altre cose, oltre a piante e fiori, ci sono un sacco di opportunità perché c'è una sorta di mercato, per cui insomma per la famiglia quando esce si ritrova, oltre che le piante e i fiori, anche la possibilità, soprattutto per il marito, di spendere anche in altro. Sì, c'è anche il mercato che c'è tutti i sabati e quindi è una cosa per Sesto, insomma, che... Insomma, è importante. Senti Angela, un prossimo evento diciamo da ricordare, da mettersi sull'agenda, ce lo puoi già raccontare? Ci sono le passeggiate, il 10 di aprile c'è una passeggiata, ora non mi ricordo di preciso qual è, ma insomma ci sono, da ora un po' ci sono diverse iniziative. Poi naturalmente è semplice, basta andare a sbirciare sul vostro sito e trovate tutte le indicazioni. Sul sito della Proloco, su Instagram, su Facebook anche. Perfetto, sì. Angela, sei stata bravissima, ti promuoviamo a pieni voti, vero Manu? Grazie e buona giornata. Grazie. Siamo qui immersi in mezzo ai fiori con due commercianti confinanti ma amici. Certamente, amicissimi. Come si chiama lei? Io mi chiamo Nadia. Serena. Barbara. Bene, quindi voi siete abituati a frequentare queste fiere del fiore, adesso è la stagione giusta. Oggi è la festa del fiore, c'è qui e c'è anche in altri posti. Bene. Però noi siamo qua, facciamo un mercato. Ma ditemi la verità, ma sono più gli uomini che comprano i fiori o le donne? Le donne. Gli uomini sono noiosi, sono Quando un uomo deve comprare il fiore, come fa? Viene aiutato? È indecisissimo. Ciao, chiede consiglio sempre.
E voi giustamente ha consigliate... paura di tornare a casa e di essere brontolato. Per forza, la donna non è mai contenta di niente, per forza che qua. E quindi puntualmente la decisione è sempre sul fiore, diciamo, che costa un po' di più, no? Dite, oh, prendi questo che costa... Insomma. Sulla qualità, Sulla qualità dipende l'occasione, se l'occasione è importante, c'è la rosa, c'è tanti fiori. Perfetto. Sentite una cosa, questo è un consiglio che diamo anche ai nostri amici che ci stanno vedendo. Qual è il fiore che non si sbaglia mai a portarla a casa una donna? La rosa per eccellenza, la rosa per eccellenza di qualsiasi colore. È uguale, ma anche finta è la rosa, la più bella Anche di finta. Ma la rosa. La finta costa meno, quindi conviene, poi non passisce Non mai. costa meno quella finta, se è bella costa. Ah, pure Però me. non muore mai. Però non No, muore. io signora deve farle un complimento perché noi siamo stati ammagliati dal suo stand. Questo proprio è una casa floreale la sua. Grazie, complimenti. Lei lavora praticamente dentro a un'abitazione, no? Certamente, un'abitazione di fiori. È bellissimo. Bene, ragazze, mi fate un bel saluto agli amici che ci stanno guardando. Grazie, Ciao. grazie tanto, ciao bacione. Ciao. Vedo che avete acquistato dei fiori, cosa avete comprato? Qui per ora c'è da mangiare. Ah, da mangiare, giusto. I fiori arriveranno I forse. fiori, intanto è arrivato qualcosa di... Cosa ha comprato, signora? Rosmarino ricadente e timo al limone. timo e limone. E cosa se ne farà? Per bellezza o lo utilizza in No, cucina? Lo metterà lei, lo metterà nella sua. Regala alla figlia. No, è in cucina, sì, anche in E cucina. quindi insomma questi aromi cambiano i piatti anche da pranzo, Sì, no? sì, ma sono molto graditi talvolta. Bisogna saperli usare, ma sono graditi. Infatti ci deve spiegare dov'è che viene usata solitamente, dove li utilizza? Rosmarino per l'arrosto oppure mescolato insieme alle altre salvia. Forno. E poi anche il timo è molto aromatico questo al limone e quindi lo usa anche per l'insalata oppure Pesce, quindi il timo sul pesce è garantito. ecco. E poi Non c'è timore col timo sul pesce. Va bene, grazie e buona giornata. Grazie a voi, arrivederci. Siamo insieme ad Adriano. Ciao Adriano. Ciao. Allora, tu sei un floricoltore, Sì, giusto? sì, un commerciante. Un commerciante sì, di fiori. Sì. Senti, ma qual è il fiore che va per la maggiore solitamente? Maggiore sono roba dall'estate, c'è la dimorfoteca, surfigna, questa roba qui, roba fiorita che dura tutte l'estate. Tutte l'estate, Sì. poi l'autunno sparisce. Sì, sono roba fino a ottobre, novembre, poi se non, Bisogna cambiare. se non si cambia noi non si vende nulla. È giusto anche questo. Sì, per cui insomma ci vuole anche tanto amore, tanto devozione per curare. Ci vuole soldi, prima ci vuole soldi, poi i fiori li gabbano a tutti. Sì. Ci sono i soldi per comprare i fiori. Certo, quelli Per di sicuro. farli crescere però, coltivarli. No, coltivarli non li coltivo, li piglio belli e pronti, io faccio commerciante. Un rivenditore, hai capito? rivenditore. Quindi Se ci vogliono chi- soldi per sì, comprare sì. i fiori e poi Sì. rivenderli. Sì, sì. Bene, perfetto, bene. Fammi un sorriso da commerciante di fiori, dai. Sì, va bene. Grazie, ciao. Ciao. Come va? Le piace questa iniziativa? Sì, io sono di Sesto, per cui mi piace per forza, insomma, da buon se stessi il sabato si viene in centro. Quindi lei signora quest'oggi è rimasta contenta di tutti questi fiori? Tutta questa confusione dopo tanto fa piacere. No, vedo che suo marito fiore non ne ha ancora regalato neanche uno. Siamo arrivati. Ah, dice che è arrivato. Ancora non ci siamo Siamo arrivati adesso. fatti il giro dalla parte di là, per cui ora... Ok, vabbè, accettiamo le scuse. Senta, ma durante il corso della vostra, diciamo, convivenza matrimoniale, immagino, quante volte gli ha regalato i fiori? Si ricorda sempre? Sì, certo, me li regala spesso, quindi Complimenti. almeno 2 o 3 volte l'anno. 2 o 3 volte l'anno, ma... Beccati. Quindi- No, è vero, no, sì, sì, no. Complimenti perché veramente sono rimasti pochi gli uomini che fanno dei pensieri floreali. Io sono di quell'altro secolo, di quell'altro millennio, per cui insomma vuol dire, Va bene, io qualcosa vi vuol dire. ringrazio tantissimo, buona giornata Buon lavoro a e mi voi. raccomando non si dimentichi i fiori. Va bene, buon lavoro a voi. Quest'oggi oltre ai fiori anche piante aromatiche. Sì, fanno parte del contesto, diciamo, delle piante, sì. Lei come si chiama? Chiti Roberto, la ditta è Fiori di Bovo, che io sono il titolare. Voi siete i professionisti delle piante aromatiche. Diciamo professionisti, sì, è il nostro lavoro coltivare piante aromatiche, sì. Ma quindi è vero che si ci può curare anche con le erbe aromatiche? Sì, quello si può fare qualcosa. Io anche se faccio piante aromatiche gli dico si può fare qualcosa, sì. Curarsi, lasciamo stare. Io sono alla medicina, non alle piante. Sì. Ma e qualche escamotage magari per aiutare il fisico si può ottenere? Sì, qualcosa sì, sicuramente è una cosa che fa bene, quello senza ombra di dubbio, però la medicina, io sono, ve l'ho detto prima, dalla parte della medicina. Quindi forza la medicina, però Certo, queste piante certo. aromatiche Sì. servono a qualcosa. Servono a qualcosa, servono al paesaggio, servono a far vedere il verde, insomma, è sempre un qualcosa di naturale, diciamo. Bene, grazie e buona giornata. A lei, grazie. Profumo di festa, apro
goloso di sapori squisiti, siamo della stessa razza, togliamoci la corazza. La domenica in pazza, allora dai tutti in piazza.